Siamo venuti a conoscenza di un piccolo problema su un autobus della ditta Menarini. Istantaneamente abbiamo iniziato le analisi su quel mezzo e fermato tutti e 12 i mezzi della flotta elettrica di ATVO. Sentito il presidente, abbiamo ritenuto di mantenere questo approccio. ATVO, azienda trasporti Veneto Orientale, ha sospeso dal servizio una dozzina di bus 100% elettrici. Una sospensione decisa autonomamente da presidenza e direzioni ATVO, fa sapere l'azienda, per effettuare tutti gli accertamenti necessari a garantire la piena funzionalità dei mezzi. Fino a quando la ditta Menarini non ci avviserà che tutte le indagini che hanno fatto dimostreranno che gli autobus sono sicuri al 100%, sia per i conducenti che per i trasportati. Sulla base di segnalazioni degli autisti, la questione era già stata sollevata da TVO e all'Ispettorato del Lavoro da CGIL, CISL, UIL e CISALM, chiedendo verifiche su presunte anomalie di sterzo e freni. Auspichiamo che al più presto vengano scoperte le anomalie e che vengano risolti i guasti laddove questi fossero riscontrati. L'uscita provvisoria dei mezzi elettrici di ATVO comunque non ha comportato nessun disservizio perché tutte quante le cose sono state garantite con altri autobus. Intanto il Consiglio della Città Metropolitana di Venezia ha votato una mozione bipartisan per l'applicazione del protocollo di prevenzione e repressione delle aggressioni al personale del trasporto pubblico locale, sottoscritto in prefettura a dicembre. Una mozione che rafforza l'intesa raggiunta, commenta la CISL, anche nell'eventuale sperimentazione di bodycam sul personale in servizio e sulle condizioni giuridiche per costituirsi parte civile nei processi per aggressione. Auspichiamo che al più presto si possano trovare le soluzioni migliori per poter prevenire le aggressioni al personale che stanno diventando sempre un fenomeno più pericoloso.